Eccoci qua, salve amici a tutti quanti voi che seguite con attenzione l'oroscopo della settimana del Maestro Cleo, o meglio le mie previsioni. Attraverso una validissima lettura di carte noi andremo a fare un pronostico per ognuno di voi, o meglio segno per segno dello zodiaco. E noi andiamo con la settimana che va dal 14 al 20 di settembre 2020, dico 14 al 20 di settembre 2020. Però prima di iniziare, come è uso fare, ricordo sempre che il sottoscritto, il Maestro Cleo, è ricercatore e operatore del mondo esoterico dal 1979, ormai sono 40 anni più o meno che io mi occupo di questo settore e sono specializzato in legamenti e ritorni d'amore in 35 giorni, quindi chiunque di voi desidera far tornare il proprio innamorato o la propria innamorata mi chiami al numero che vedete in sovrimpresso nello scrollo e mi raccontate la vostra storia. In base alla vostra storia io vi dirò sia la tempistica di questo rituale, sia i costi, vi dirò tutto, vi darò un'informazione completa, va bene? Questo era per quelli che magari non conoscono profondamente il Maestro Cleo. E adesso andiamo con la previsione dell'oroscopo che va dal 14 al 20 di settembre 2020 e si parte con il segno che riguarda l'Ariete. Noi andremo con la schermata delle carte per quanto riguarda la mia previsione e questa settimana sarà una previsione più completa, approfondita. Diciamo che vi sbalordirò un pochettino, appena però, Allora andiamo con l'Ariete. Io saluto a tutti quelli che mi seguono e vi ricordo che a breve ci saranno le dirette su questo canale YouTube, quindi tutti i giorni potete avere dei consulti gratuiti, basta abbonarsi a questo mio canale. Allora, Ariete è il primo segno dell'oroscopo. Sarà uno dei più fortunati in questa settimana, quindi hai come primo segno e anche come il segno più fortunato di questa settimana, che è impegnato a livello sentimentale, potrà mettere in mostra la sua passione e la sua dolcezza, quindi sarete baciati dalla fortuna, degli dei, degli astri di questa settimana. I problemi di coppia verranno messi da parte per lasciare spazio a una grande complicità. Saranno giorni che senza dubbio vi faranno bene. Ok? Quindi bellissima previsione per voi, o meglio, bellissimo risultato di questa previsione per voi Ariete. Per il lavoro invece sarà una settimana un po' stabile. Invece sul posto di lavoro, per fortuna, l'umore sarà abbastanza buono e sotto questo punto di vista sarete fortunati. Non dovrebbero esserci novità, ma nemmeno grosse preoccupazioni. Tanti di voi in questo istante che state seguendo questa mia previsione, voi del segno dell'Ariete, vi trovate in un luogo dove avverto la presenza di vetri o specchi, oggetti che riflettono.
Siete circondati in questo istante da colori rosso chiarissimo, un grigio scuro e del celeste. E alcuni di voi vedo che siete, diciamo, come segnalati dalla fortuna, perché avete un neo lato sinistro della schiena, quindi siete stati segnalati dalla fortuna. Nei momenti di difficoltà potete usare la parola rotas, ricordatela, rotas, ok? Questo era per quanto riguarda l'Ariete. E adesso noi andiamo a prepararci con il segno del Toro. Ripeto, questa è una previsione altamente qualificata per quanto riguarda l'oroscopo di questa settimana, attraverso la mia previsione di veggente e attraverso la cartomanzia. Andiamo con la schermata. Il segno del Toro. Vediamo cosa ci dicono le carte per il Toro. Allora, il Toro, che siate impegnati in una storia d'amore oppure no, questa settimana sarà abbastanza tranquilla per quanto riguarda i sentimenti. Sarà semplice godersi le emozioni insieme al proprio partner. Ecco qua. L'umore di questi giorni sarà buono e la vostra dolce metà difficilmente non apprezzerà il vostro comportamento in questo periodo. Sarà una settimana positiva per i sentimenti, quindi sarà una giornata molto propizia per quanto riguarda i sentimenti per voi del Toro. Ma veniamo al lavoro. Ottime notizie sul lato professionale. Potrebbero arrivare delle opportunità molto interessanti, molto bene pure i rapporti di lavoro con i colleghi. Ci sarà una serenità che vi farà sentire a vostro agio. Occhio all'invidia, perché il diavolo nella cartomanzia rappresenta appunto malocchi, invidie e cattiveria. Occhio, perché voi ne avete tanti di malocchi. Bene, alcuni di voi stanno, o meglio si trovano in questo istante, in un luogo circondati da color bianco con scritta nera e del verde chiarissimo con un bordeaux. Altri di voi sono segnalati dalla fortuna. Che vuol dire questo? Vuol dire che se avete questo segno siete fortunati, perché siete stati scelti per un cammino migliore nel futuro. Quindi alcuni di voi sono stati segnalati dalla fortuna con un piccolo neo lato destro del fondoschiena, piccolissimo neo, ma ce l'avete, controllate. La parola da usare nei momenti di difficoltà, quando vi troverete in difficoltà, invece è tenet, ricordatela, tenet. Va bene amici? Ed era il Toro.
Adesso noi andiamo invece a prepararci per il segno dei gemelli. Eccoci qua. Andiamo con la schermata. Allora, gemellini, questa settimana sarà un po' particolare per voi perché non godrete di un umore sempre alto, state un pochettino giù con le energie, infatti le energie saranno oscillanti e variabili, ok? Bisognerà sicuramente tenere questo aspetto sotto controllo perché potrebbe facilmente influenzare i rapporti amorosi, potrebbe complicare un pochettino il vostro rapporto nei sentimenti. Sarà il caso di non perdere l'ottimismo, arriveranno dei momenti migliori in questo, quindi cercate di tenere sotto controllo il vostro umore. Nel lavoro questa settimana dovrete cercare di concentrare le energie positive per impegnarvi nei vostri compiti di progetti. Ok? Perché dovete circondarvi da energie positive, quindi dovete pensare a positivo e non a negativo. Senz'altro non sarà una settimana piena di soddisfazione per voi. Potrebbe esserci qualche disagio generale, però voi questo ormai lo sapete perché ve lo sto a dire e quindi tenete sotto controllo anche questo aspetto, ok? Mentre alcuni di voi vi trovate in questo istante circondato da color legno scuro, un color fucsia e ancora vedo un beige scuro e molto vicino a voi avverto la presenza dell'acqua. Ciò vuol dire che molto vicino avete dell'acqua, può essere una bottiglina d'acqua come un bicchiere d'acqua. Altri invece, quelli lì che sono segnalati dalla fortuna, baciati dalla fortuna, hanno come un piccolo segno che potrebbe essere un porro, potrebbe essere un neo, lato sinistro della spalla, controllate bene perché se avete questo piccolo neo siete stati segnalati dalla fortuna, dalla nascita, quindi non è una cosa che sto creando io, ma ve l'ha creato la fortuna, cioè nella nascita, quindi siete nati con questa predisposizione, ok? Detto questo, andiamo con la preparazione del segno del cancro e vediamo cosa dice il cancro. Ripeto, queste sono previsioni per quanto riguarda l'oroscopo segno per segno del sottoscritto, il maestro Cleo. Se avete bisogno di me anche per quanto riguarda consulenze privatamente, chiamatemi e vi dirò come fare per avere un consulto privatamente, riservatamente. Allora,
Ed ecco il cancro. Per voi del cancro non sarà, o meglio, non saranno delle giornate semplicissime da affrontare per voi nati sotto questo segno. Non ci saranno dei grandi cambiamenti per chi vive un periodo di crisi o per chi è in cerca di una persona speciale, ma sarà invece una settimana piuttosto tranquilla per chi è impegnato in una storia d'amore stabile ormai da tempo. Quindi per voi che già avete una storia stabile da tempo, sono tempi migliori. Abbiamo fatto anche la rima, ci saranno tempi migliori per voi in questa settimana. Per quanto riguarda il lavoro invece, in questa settimana dovrete fare la giusta attenzione alle vicende lavorative perché potrebbe esserci qualche problema. È probabile che sentiate l'esigenza di ricevere maggiori soddisfazioni. L'impegno sarà un dovere essenziale, però voi sentite proprio questo bisogno di essere gratificato, ciò che non esiste al momento. Alcuni di voi state ascoltando questo oroscopo in un luogo dove siete circondato da PC, tastiera, quindi è un luogo d'ufficio potrebbe essere, ed vedo dei colori grigio scuro, del bianco e del nero. I baciati della fortuna del segno del cancro hanno dei piccoli, o meglio dire un piccolo neo, lato destro dell'avambraccio, quindi andate a controllare perché se avete questo segno, questo neo, siete baciati dalla fortuna. La parola da usare, da utilizzare nei momenti di difficoltà invece è Alem, ricordatela, Alem, va bene? Benissimo, allora io spero che vi sto dando veramente un servizio questa settimana, veramente molto professionale a livello di veggenza, quindi vi sto dimostrando veramente chi è il maestro Cleo, per coloro che non mi conoscono, è chiaro. Andiamo con la schermata per quanto riguarda la previsione attraverso le carte. Per il segno del leone, vediamo il leoncino questa settimana, come sarà. Allora, Leone, questa sarà una settimana decisamente incoraggiante e positiva per i rapporti di coppia. L'amore sarà davvero alle stelle e la passione sarà molto alta. Saranno dei giorni emozionanti non solo per chi è impegnato in una relazione, ma pure per chi è single. Se siete in cerca dell'anima gemella, invece, questo sarà un periodo ottimale per fare nuovi ed interessanti incontri. Nel lavoro, invece, decidete di impegnarvi al massimo per affrontare la settimana lavorativa. Questo vi aiuterà ad avvicinare i vostri sogni più lontani, ma anche per farvi apprezzare ancora di più
dai piani alti. Allora, alcuni di voi vi trovate in questo istante ad ascoltare questo oroscopo in un luogo dove siete circondati da colori, io vedo vari colori che vanno dal celeste chiaro al celeste scuro, variano, e vedo ancora anche un luogo pieno di tendaggi di color beige e a righettini. Ok? Per voi baciati dalla fortuna avete un segno di origine natura che potrebbe essere un neo, un porro. Ripeto sempre, sono cosiddetti segni naturali, nati insieme a voi. E quindi voi del leone avete questo segno alla schiena, più di uno, vedo più di uno, come se siano dei porri, lato destro, anche qualcuno al lato sinistro. La parola da usare nei momenti di difficoltà è opera. Ricordatela, opera la potete anche incidere su una medaglina e portarla sempre con voi, va bene? Quindi adesso andiamo a prepararci invece per una validissima lettura per la Vergine, quindi il segno della Vergine. Andiamo con la schermata. Allora, per voi della Vergine, durante questa settimana ci saranno grosse novità e grandi cambiamenti nei rapporti amorosi. Tutto dovrebbe proseguire in maniera abbastanza stabile con il proprio partner. Senz'altro l'umore non sarà dei migliori in questi giorni e qualche pensiero particolare potrebbe correre per la testa. Occhio a tenere la situazione sotto controllo, senza esagerare. Nel lavoro invece le cose sul lavoro non andranno molto bene in questo periodo. Dovrete stare molto attenti, in particolar modo a come deciderete di gestire i rapporti con i vostri colleghi. Meglio non dare troppo peso a certe situazioni per non peggiorare la situazione. Alcuni di voi vi trovate in un luogo ad ascoltare questo mio oroscopo, in un luogo in movimento, potrebbe essere l'auto, potrebbe essere un pullman, un treno, un aereo, quindi io vedo che siete in movimento. I colori sono un color bianco a quadrettini neri, un rosa chiaro con molti colori scuri, cioè colori nero. I baciati dalla fortuna hanno un neo lato destro della coscia, quindi lato destro interno della coscia, del cosciotto. Va bene? Auguri per voi. E noi adesso andiamo a prepararci per la bilancia. Vediamo cosa dice la bilancia. Vi ricordo che tutte le settimane su questo canale potete vedere o ascoltare il vostro segno.
Quindi se non siete iscritti a questo canale, fatelo, perché è importante. Non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche, in modo tale vi arriverà la notifica quando io andrò a caricare un nuovo video o quando sarò in diretta su questo canale. Allora, la bilancia, in questo periodo vi piacerà esprimere opinioni e pensieri. Vi piace dare un po' consigli a tutti, in particolar modo in famiglia. Se qualcosa all'interno di una storia d'amore non funziona come dovrebbe o come vi piacerebbe che dovrebbe funzionare, probabilmente non vi farete troppi problemi per chiarire. Una soluzione sarà possibile solo volendo realmente. Se volete, volete, se non volete, ahimè, non succederà mai. Senz'altro la sincerità e la trasparenza aiuta sempre una relazione. Se non c'è questo, nella relazione non c'è mai stabilità, amici miei. Nel lavoro, invece, in questa settimana potrete darvi da fare con i discorsi e con le prestazioni, perché, o meglio diciamo, prestazioni diciamo di aiuto, cercate di aiutare chi si trova in difficoltà, parlo lavorativamente, date una mano voi che siete più capaci. Sarete bravi a parlare e illustrare e spiegare le cose. Una comunicazione davvero al top. Non deluderete sotto questo aspetto le persone che vi stanno vicino lavorativamente. Tanti di voi state ascoltando questo mio oroscopo in un luogo, potrebbe essere una stanzetta, ma vedo dei poster potrebbero essere poster o quadri, un qualcosa del genere, e vedo dei colori bianco scuro e ancora un color bordeaux, e vedo ancora molti vetri intorno a voi. I baciati dalla fortuna hanno un neo, un piccolo neo, perché il neo è un qualcosa di come segnaletica di fortuna. Chi non ce l'ha in quel posto che io dico, vuol dire che non è una persona nella vita molto fortunata. Quindi per voi della bilancia, baciati dalla fortuna, dovreste avere un neo lato sinistro del fianco o della schiena, chiamatelo come volete. La parola da usare è opus, ricordatela, opus nei momenti di difficoltà. Non è un gioco, non è che sto a dire cose tante per dirle, sono mie ricerche esoteriche che, se andate ad analizzare, vi trovate con quello che io vi dico. Poi lasciate i commenti nel privato, se non è così scrivetelo, oppure se è così scrivetelo. Nello scroll trovate i miei numeri, lì ci sono i miei WhatsApp, 2 WhatsApp che potete mandare i vostri messaggi, anche semplicemente di saluti, non è un problema. Nella vita il dialogo è molto importante, amici, perché ricordatevi, prima o poi dobbiamo tutti morire. C'è un inizio e una fine. Quindi non serve a niente portare rancore, essere i primi, i secondi, no.
L'importante è dialogare, socializzare, è importante. Scorpione, in questa potrebbe rivelarsi una settimana dura, un po' duretta, potreste avere qualche dubbio o preoccupazione in mente, qualcosa che riguarda probabilmente anche il vostro passato, che vi assilla un pochettino. E per questo motivo, che molti nati sotto questo segno decideranno di allontanarsi un po' dai pensieri e godersi dei giorni più spensierati. E fate molto bene, io dico. Questo vi farà sentire decisamente meglio. A volte è giusto dedicare del tempo per se stessi e fregarsene degli altri, perché nessuno vi dirà mai lavati il viso, o meglio sciacquati il viso perché diventi più bella di me. Dimenticate sta cosa, Lavoro. Simili le stelle sul fronte della professione. Forse avreste bisogno di qualche giorno di ferie per rilassarvi un po'. Un periodo di relax e serenità è quello di cui avreste bisogno in questo periodo. Potreste provare a chiedere qualche giorno di pausa. Vi servirà molto per ricaricarvi di nuove energie. Alcuni di voi mi state ascoltando in questo momento in un luogo dove è circondato da colore giallino, giallo chiaro, del celeste scuro e del nero. E verto anche un color oro. I baciati dalla fortuna c'hanno come segno, sempre io parlo di un neo, lato destro della spalla. Quindi se avete questo piccolo neo siete baciati dalla fortuna, perché questo neo è nato insieme a voi come un segnale, quindi siete posseduti dalla fortuna e non lo sapete. La parola da usare quando vi troverete in difficoltà invece è Alem, anche per voi, Alem, ok? Perfetto, e adesso andiamo con la preparazione del Sagittario. Sagittario, andiamo a vedere il Sagittario cosa dice. Ecco qua. Allora, il Sagittario. In questa settimana probabilmente non vi dedicherete in maniera particolare agli affetti e al rapporto di coppia, quindi siete un pochettino sbadati, pensate un po' troppo a voi stessi e questo è sbagliato. Sarete parecchio impegnati sul fronte professionale e questo potrebbe prendervi un po' di tempo importante anche sulla vostra vita privata. Quindi amici miei, però tutto questo è sbagliato. Diamo a Cesare quel che è di Cesare e tutti viviamo tranquilli. Sarà bene cercare di tenere occhi ben aperti in ogni questione sotto controllo e di non portare i problemi di lavoro a casa. I problemi di lavoro lasciamoli a casa e quelli del lavoro lasciamoli al lavoro.
Nel lato lavorativo potrebbe esserci un po' di agitazione e alcuni potrebbero persino decidere di rivoltare e intraprendere un nuovo percorso. Determinate scelte hanno bisogno della giusta riflessione e potreste pure pentirvene addirittura. Chiaro? Quindi occhio in quel che fate, occhio di come vi muovete, perché è molto molto importante. Alcuni di voi in questo istante stanno ascoltando il mio oroscopo, dove io vedo colori che sono un verde chiarissimo, del bordo scuro e del grigio chiaro. I baciati dalla fortuna, interno coscia, lato sinistra, c'hanno come un piccolo neo. Ok? La parola da usare è rotas. Rotas, ricordatela. Andiamo adesso con la lettura, o meglio con la previsione che riguarda il segno del Capricorno per quelli del Capricorno. Va bene? Capricorno, andiamo a prepararci. Allora, Capricorno, questi potrebbero essere dei giorni un po' complicati da affrontare e i tanti impegni della settimana non vi faranno, o meglio non vi saranno d'aiuto. Si tratterà di impegni lavorativi, ma non solo, che vi toglieranno del tempo speciale che potreste dedicare alla sfera intima e al vostro partner. Attenzione a non dimenticare che anche il vostro amore ha la sua importanza. Voi invece lo state sottovalutando in questo periodo. Sul lato lavorativo invece gli impegni professionali saranno incredibilmente tanti e difficilmente vi tirerete indietro. Avrete un grande senso del dovere. Meglio così, perché si avvia un periodo abbastanza ricco di cose da fare. Vi trovate in questi istanti circondato da colori, nel momento che state ascoltando il mio oroscopo, un bianco, un celestino, un foglio intorno a voi, davanti a voi, con della scritta. Segni particolari. Te che stai ascoltando in questo istante ti rispecchi in questo che ti sto a dire. Guarda bene al tuo ginocchio sinistro, c'è una piccola cicatrice che ti hai procurato con una caduta tempo fa, tempo addietro. Quindi non sei baciato dalla fortuna, ma c'hai questa cicatrice lato sinistro che te la sei procurato durante una caduta. La parola da usare è rotas, ricordala, rotas, da utilizzare nei momenti di difficoltà. E adesso andiamo col segno dell'Acquario. Ecco qua, Acquario. Vediamo l'Acquario cosa dice. Scusatemi, io sto un po' raffreddato. Causa, climatizzatore acceso dalla mattina alla sera, e questo è il risultato. Ecco qua, l'Acquario
Settimana piuttosto difficile per chi vive una relazione, perché le incomprensioni saranno all'ordine del giorno. Questo porterà problemi e disagi nel rapporto di coppia e non mancheranno le discussioni questa settimana. Dovrete cercare di tenere d'occhio un umore che non sarà dei migliori. Potreste infatti essere un po' insofferenti e questo vi condizionerà quasi inevitabilmente il vostro cammino di questa settimana non tanta positiva, dovuto al vostro nervosismo. Calmatevi, fate passare questo momento così delicato e tutto ritornerà come prima. Il lavoro, l'agitazione vi farà compagnia pure sul posto di lavoro. È chiaro, se siete pazzi questa settimana siete pazzi. Il trucco non sarà quello di cercare di contenere le emozioni e di tenere sotto controllo scontento e tensioni. Curare le relazioni professionali vi aiuterà, quindi vi aiuterà un pochettino a distrarvi. State ascoltando il mio oroscopo in movimento, quindi vi trovate anche voi o in macchina o in pullman, oppure siete in movimenti in un potrebbe essere anche un treno, che ne so, però io vi avverto in movimento. Colori sono grigi scuro e nero e ancora un rosso. Se siete baciati dalla fortuna dovreste avere un neo. Lato destro del vostro fondoschiena. Ok? Detto questo, andiamo con l'ultimo dei segni, che è quello dei pesci, e andiamo a preparare la schermata per i pesci e vediamo. Allora, voi dei pesci, questa settimana avete tanti pensieri e tanti dubbi per la testa. Non vi sentirete troppo sereni in questa settimana e questo vi renderà pure un po' instabili. Se siete impegnati in una storia d'amore, probabilmente è da tempo che state attendendo un cambiamento. Forse state pensando a qualche novità, a qualche scelta da fare. Sarà meglio aspettare un periodo più positivo, perché questo non è il periodo buono, non è la giusta settimana. Nel lavoro sentirete un po' le idee, o meglio dire, avrete un po' delle idee in disordine. Magari il caso di fare ordine tra i cassetti, tra progetti e sogni. In fondo, le soddisfazioni e i risultati non tarderanno troppo ad arrivare. Voi però dovrete avere pazienza ad adottare impegno e costanza. Bene, per voi dei pesci state ascoltando il mio oroscopo in un luogo pieno di quadri. Potrebbero essere poster, quadri, disegni, foto di famiglia. Colori sono color argento, bianco e nero. Per i baciati dalla fortuna avete un neo. Lato destro del fondoschiena. Ok? Allora, amici, noi anche questa settimana abbiamo terminato la previsione che riguarda l'oroscopo segno per segno del maestro Cleo. Io, come dico sempre, vi ringrazio della vostra squisitezza d'ascolto ed vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo o per la prossima settimana.
tutti quanti voi, un abbraccio e che le stelle siano sempre con voi tutti. A risentirci alla prossima settimana.